Appassionati al bene comune è il motto che ha mosso 35 persone delle comunità parrocchiali di Santa Margherita Ligure a proseguire il lavoro intrapreso con i tavoli sinodali, analizzando la realtà cittadina e scattandone una foto in cui si evidenzino ricchezze, bisogni, povertà, prospettive. Un'analisi sociologica che non ha la pretesa di avere un rilievo scientifico, ma che rappresenta un angolo visuale e uno spunto di condivisione. Non nasce, capite, da delle competenze, da degli studi, nasce proprio dalla voglia, confrontandoci, di appassionarci al bene comune, che poi è la nostra città, il nostro territorio, direi anche la nostra comunità nel senso più lato. In un affolato incontro all'Auditorium di Santa Margherita i risultati di questo lavoro sono stati esposti ai cittadini sammargheritesi, tra questi anche i 3 candidati a sindaco per la città. Lo spirito di questa iniziativa trova spunto nella radice del cristianesimo, che spinge all'impegno, alla solidarietà, all'interesse per ciò che ci circonda, alla realtà sociale. Quindi la Chiesa tutt'oggi continua, nel tempo storico in cui si trova, a rinnovare il messaggio, a cercare nelle diversi cambiamenti, situazioni politiche, forme politiche, economiche, di cercare sempre di guardare quali sono le situazioni che valorizzano il bene comune. Tanti gli spunti di riflessione proposti da un rappresentante per ciascun tavolo: le fragilità, il disagio giovanile, le dipendenze, la sicurezza, lo spopolamento della città, le politiche abitative, la valorizzazione delle risorse naturali, la necessità di mettere in rete le realtà associative, la creazione di posto di lavoro per fasce deboli, il tutto mossi dal desiderio di bene comune. E quel bene è di ogni uomo, non di un particolare gruppo di uomini. E non è neanche, come dire, appunto la somma di tanti beni o di una maggioranza, ma è un bene tale che riguarda tutti quanti.